Bene raga, ciao a tutti, il commendone veneziano, siamo su Formula 1, siamo a Sochi, secondo posto in griglia, dopo le grandi vittorie, insomma arriva comunque una posizione importante anche qui a Sochi dove sono strafavorito e siamo contro, sì diciamo che avevo Mick in prima posizione, quindi lui insomma, tenterà il tutto per tutto, anche se secondo me il mondiale è molto probabile che lo portiamo a casa, noi aspettiamo che lo capire un po'. Ok, ora prima di ogni gara però, visto che tanti modellini, ve ne voglio raccontare uno alla volta. Allora, oggi voglio cominciare con questo, spero si veda un po', eccola qua, aspetta un attimo, non so se a fuoco perché non ho, ok, questa è praticamente la Minardi del 2000 di Gaston Mazzacane, cioè un mio idolo praticamente, il mio risultato un ottavo posto, non mi ricordo neanche dove, e, e niente, io amo la livrea della Minardi telefonica, Minardi come si dice, Mazzacane ha partecipato alla stagione 2000 e la 2001 invece 4-5 gare mi sembra, ha fatto la prima stagione con la Minardi appunto e poi è andato alla Prost che ha fatto 5-6 gare e poi basta insomma. Comunque riguardatela, è molto bella, cioè, volevo cominciare con questo modellino qua perché ripeto è una macchina scarsissima con un pilota iper scarso e ci sta insomma, è coerente con il eccola, quindi la Minardi sono 1368 pezzi, questa è una mini champ, non è la collezione della Gazzetta. Ok, io direi di andare, il mondiale è vicino, la classifica ci lavoriamo alla fine e niente, speriamo di riuscire a editare bene anche il tutto perché sapete che il Kuma vaneggia un po'. Ok ragazzi, andiamo, Gran Premio di Russia, come si vince anche qua può portare a casa il mondiale. Attenzione subito Mick, attenzione Mick, mi ha chiuso malissimo Mick. Danneggiato un po' la monoposto, subito errore per Veneziano, Mick molto aggressivo. La tua ala anteriore è danneggiata, non spingere troppo finché non la ripariamo, non peggioriamo la situazione. Vediamo che siamo strafavoriti qui a Sochi, non ci voglio credere, la macchina non si può fare, la monoposto. Il danno c'è, non è importante ma c'è. Cambio lettone, perderò tempo ma non mi interessa, la sosta è prevista per il giro dal 10° al 14°, l'importante è la safety car proprio per lui. Mick se ne sta andando, per noi, poi si prova. Va benissimo comunque, è un buon vantaggio, non mancano tante gare. Ok, una bella partenza, proviamo a salire adesso. Errore subito per Veneziana, da un po' che non cappellavamo, ma va bene. Spero di essere giusto con la guerra. Al momento non riesco, qui sto registrando un programma di Nvidia, però non riesco a ingrandirla. Guarda che ci sia, dai. Faccio fatica, perdo un po' in tenuta di strada, anche perdere un piccolo pezzo vuol dire tanto. Comunque ci saranno i cambi di regolamento il prossimo anno sia per quanto riguarda l'aerodinamica e il telaio, quindi dovrò sviluppare il più possibile la macchina, se il prossimo anno non mi ritrovo più a dominare la scena. Valtteri, mamma mia Valtteri. Devo limitare i danni adesso finché non sarà il cambio lettone che lo devo fare, lo voglio fare. Basta di Mick, che Mick dopo gli errori clamorosi diverse gare
questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Le Bottas ci prova all'esterno, ma il veneziano chiude la porta. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il pulsante per il sorpasso. Mick se ne sta andando ovviamente, ma ci sta. Purtroppo ci sta. Da 5 secondi e 4 in 3 giri. Insomma, ci sta per un certo punto, però. Tante gare dominate. Riteniamo che la batteria sia un po' provata. Più è pesante il carico, minore sarà la capacità. Dai buono. Ok, altro giro completato, se ne sta andando veramente Mick. Fuga di Mick Schumacher. Infatti ci guardo ma cerco di capire se è tutto a poco, se è tutto messo bene. Io ci provo, raga. Settore però nonostante l'errore adesso devo valutare perché comunque senza safety car potrei anche accontentarmi del podio del secondo posto, anche insomma non posso dire che va malissimo, non è al 100%, ma ho visto di peggio insomma in carriera. Yellow flag, intanto yellow flag. Cosa è successo? Forse Valtteri, ragazzi. Valtteri Bottas. Attenzione, è entrata in pista la safety car. Fai attenzione, mantieni il tempo delta positivo o riceverai una penalità. Rallenta, mantieni positivo il delta. Ok, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Permetterci anche di fare la sosta e cambiare l'alettone. Safety car. Ovviamente mica tra i dorso, ovviamente. Ed è entrata la safety car. Sistemato anche i bug del Flight Simulator, ritorneremo a quel giro. Mick è rientrato ai box. Mick ai box. Modo piano. Così. Ho tempo di mandarlo fuori. Ok. Perfetto. Vai veloce. E dopo tutti in regime, sì. Chiaramente perderò delle posizioni, questo lo so.
Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Pronti, vai! Persi più del previsto, siamo settimi addirittura. Devo rimontare in qui. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Siamo in regime, signori. Siamo in regime, signori. Purtroppo ho perso parecchie posizioni, ma conto di recuperarle in pista con la macchina migliore. E la pista comunque è favorevole. Speriamo, vediamo. Ho vinto a Singapore dove ero iper sfavorito. Magari la portiamo a casa qua e magari facciamo il risultato negativo qua in Russia. Accelera un po' per favore, devi essere a una distanza massima di 10 auto dalla vettura che ti... Per riprendere la lotta. Devo recuperarne perché arriva il settimo. Non so che nessuno farà altre soste. La gara finirà così dal punto di vista box. Se devo spingere come un forsennato. Voglio prendere proprio in una gara favorevole, cacchio. Ok. Vai ragazzi, vai che si parte, green flag, green flag. Distanza dal compagno Abbiamo di scuderia. 2,8 secondi. Andiamo alla scia di Sergione, non c'è il DRS ovviamente nei primi giri dopo il regime. E subito ci partiamo Perez. Siamo già sesti, non dobbiamo fermarci però. Dai raga, dai raga, dai raga. Alla fine della gara saremo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Non ci voglio credere, non ci voglio credere, ma cosa ho fatto? Va bene, grazie. Devi nervosirmi, grandissimo sorpasso. Ingiusta, era da tanto che non mettevamo penalità, non avevo capito. Penalità molto ingiusta. Bene, 3 secondi, va a far fuori, 3 secondi. Ok. Il gruppo Lotto è tornato, vogliono toglierci il mondiale. Pensavo meglio sinceramente. Fastest Remic. Fastest Remic. Dopo la sparendiamo anche lì una penalità. Questa pausa. Ce lo sogniamo. Abbiamo fatto una vittoria incredibile a Singapore. Perdiamo punti qui in Russia. Pazzesco. Charles adesso, abbiamo Sir Charles Leclerc, non so perché Sir, ma va bene così, l'uomo più virile del mondo. Ancora lungo. Una gran gara per noi qui, c'è neanche l'emozione della webcam. Le macchine dietro, il quinto posto secondo me. Mamma mia, il quinto posto non è in discussione, ma il quarto e il terzo la vedo buonissima. Ce lo possiamo anche fare in pista, ma 3 secondi ci sono.
pulsante del sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Malissimo, raga, malissimo. Ci voleva proprio questa penalità inaspettata, inaccettabile. Senti la sbavatura di Charles. Adesso possiamo superare almeno Leclerc, ce lo battiamo. Vai che lo superiamo. Mamma mia, mi butta veramente. No, addirittura no, non è vero. 2 sorpassi micidiali in un colpo solo, siamo in zona podio. Però chiaramente non siamo in zona podio perché abbiamo 3 secondi da scontare a fine gara. Sorpasso incredibile, sorpasso fantasmagorico. Siamo a 4 secondi, in pochi giri ho preso. Abbiamo Max, dovremmo superare anche Max. No ragazzi, il come c'è però, il come c'è. Ritmo da fenomeno per i miei livelli ovviamente, attenzione. Fenomeno sono altri. Ok, vediamo se riesco a prendermi la seconda posizione nonostante la penalità. Vai. Non è Fastest purtroppo. Adesso devo tentare di superare l'area Verstappen più di 3 secondi. Non sarà facile, ma ci possiamo provare quantomeno. Ritmo qua, quello non so del ritmo purtroppo, in realtà ho perso anche molto meno da Mick rispetto, vedi, dopo l'alettone danneggiato mi ha penalizzato tantissimo la prima parte, dove non posso vincere sempre, che cagata deve fare se non è un Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. 5 secondi da Max. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Prossimo
Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Devo approfittare e portare a casa il mondiale adesso. L'occasione antica dopo un inizio disastroso di quelle gare. Prime 5-6 gare, no male di più. Questo di Mick vuole umiliarmi, però Mick vuole dimostrare che non è finita. Sei all'ultimo giro. In quel set abbiamo perso qualcosa, siamo attenti. Sta facendo un giro discreto. Portiamo a casa la seconda piazza. Impossibile, settimo posto e 3 secondi di penalità da ascoltare a fine gara. Quando la safety car è rientrata in box, mamma mia, per guardare di là stavo morendo malissimo, ragazzi. Abbiamo perso qualcosa 5-8, mancano poche curve, da vincere meritando alla fine, sempre primo secondo di gara. Grande Michelin, comunque doppietta come energy qui. A noi va benissimo, la seconda piazza va benissimo, molto bene. Hai fatto davvero un ottimo lavoro e hai guidato al meglio. Ottimo, seconda classifica. Dopo le giornate il piatto. Ok, Potrebbe. questo bell'uomo. I primi 3 classificati si avvicinano Ok. al podio e non nascondono l'emozione. Guarda che bello Oggi il hanno video. raccolto i risultati del loro duro lavoro. E adesso champagne. Ok, vediamo la classifica. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica piloti. L'uomo della pioggia aumenta il suo vantaggio nel campionato. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Mick Schumacher ha il mio voto di merito oggi. Beh, so che la mia valutazione si scontra con quelle ufficiali, ma credo che entrambi No, questi bellissimo piloti sta cosa, si non l'avevo meritino mai un po' di sentita bene, attenzione. assolutamente. Oggi hanno brillato come non mai e sarebbe un peccato non dargli un minimo di riconoscimento. Buono, Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. Il team del pilota proprietario passa in testa alla classifica. davvero? Un altro team che ha dato spettacolo Raga, oggi è sotto il stata la comandante Williams, veneziano. premiata da un balzo in classifica. Bene Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Alla prossima! Raga, saluto il comandante veneziano, prima gara con la web è andata molto bene secondo me. Alla prossima.